Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come imprese, comunità e persone lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che ogni giorno contribuiscono a creare lavoro e rispetto per l'ambiente. In questa puntata di Community FVG andiamo alla scoperta di la cooperativa Solidarietà Familiare. Attenzione alla sostenibilità, ne parlano Luca Occhialini e Alberto Steolo. Buone pratiche, l'associazione cooperativa scolastica. E ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. La nostra cooperativa, che si chiama Cooperativa Sociale di Solidarietà Familiare, è nata nel 1983, ma con uno scopo totalmente diverso da quella che è oggi, perché è nata da diversi familiari che volevano creare delle opportunità per i propri figli. In realtà poi nel 1994 cambia statuto e si focalizza prevalentemente sul tema della disabilità. E infatti siamo oggi specializzati su questa tematica. Ad oggi i servizi sono tanti. La nostra cooperativa è piccola, ma in realtà veramente offriamo dei servizi diversi. Quello principale è la gestione di un servizio diurno che si chiama Ciao Dairone e che ospita tutti i giorni dei ragazzi che vengono qui tutta la giornata fino al pomeriggio e svolgono diverse attività. L'altro servizio è il servizio trasporti, quindi queste persone vengono accompagnate da casa al centro e dal centro a casa, proprio per consentire lo svolgimento e la partecipazione alla frequenza del centro diurno. Il nostro obiettivo è quello di valorizzare e di favorire e stimolare le abilità, le capacità di queste persone, offrendo ogni giorno delle opportunità. C'è una programmazione settimanale che noi appunto offriamo, dedicata e studiata a secondo del progetto della persona. Infatti ogni anno definiamo dei PEI, dei progetti educativi individualizzati, dove appunto vengono definiti degli obiettivi e sviluppate delle attività. Faccio degli esempi, non lo so, l'attività di motricità, l'attività di piscina, l'attività assistita con gli animali, l'attività di basket, laboratorio espressivo che riguarda il teatro e tante altre, ma a seconda veramente delle esigenze, dei bisogni delle singole persone che qui ospitiamo quotidianamente. Ci sono tanti operatori che consentono l'erogazione del servizio e quello su cui puntiamo sono le qualifiche, naturalmente, e le competenze di queste persone, quindi il titolo di studio da una parte e l'esperienza dall'altra. Ci teniamo molto ad avere del personale qualificato. Questo ritengo che sia un punto di forza. Dall'altra parte stimoliamo anche le persone, soci, lavoratori, cooperatori appunto, che sono entrati 20 anni fa, ad acquisire sempre attraverso dei corsi di formazione le competenze necessarie per svolgere l'attività. Venerdì 29 novembre le cooperative di lavoro e servizi aderenti a Confcooperative, 153 cooperative in regione, si riuniscono in assemblea. L'evento, introdotto dalla presidente Patrizia Fantin, avrà come focus il tema dell'innovazione del lavoro. Innovazione non solo per i settori high-tech, quindi, ma anche per le imprese dei servizi che oggi rappresentano il cuore dell'economia.
Verrà inoltre presentata ai cooperatori presenti la nuova Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa, istituita dalla Regione Friuli Venezia Giulia. È stato presentato a Udine il documentario Cooperare per vivere, prodotto da Confcooperative Udine per celebrare i 100 anni della Confederazione Cooperative Italiane, fondata nel 1919. Il documentario ripercorre per la prima volta attraverso le immagini le vicende dei primi decenni della cooperazione in Friuli, sin dalla nascita della prima latteria sociale a Collina di Forni a Voltri, nel 1880. Il documentario, strumento educativo per trasmettere valori e storia della cooperazione alle più giovani generazioni, è online sul canale YouTube di Confcooperative Friuli Venezia Giulia. Altre attività che svolgiamo, sempre qui nella nostra cooperativa, riguardano le assistenze scolastiche ed extrascolastiche, quindi rivolte ai minori. Sia quindi entriamo nelle scuole, dalla scuola materna fino alle superiori, e accompagniamo questi ragazzi dal punto di vista educativo in supporto alle insegnanti di sostegno e quelle dell'ordinamento didattico, proprio per riuscire ad acquisire anche le competenze didattiche, ma non solo, perché il nostro servizio si sviluppa sia all'interno delle scuole ma anche a livello extrascolastico, quindi negli orari pomeridiani e all'interno delle famiglie. Ancora offriamo dei servizi personalizzati richiesti da utenza privata, dalle persone appunto che hanno necessità di svolgere delle attività sul territorio ma che non riescono a farlo in modo diverso, quindi ci chiedono degli accompagnamenti assistiti, oppure anche rispetto sia attività ma anche visite che devono fare, o degli spazi qui all'interno con delle attività specifiche, e questo appunto lo facciamo su richiesta degli interessati che richiedono servizi come persone private. Ancora abbiamo da diversi anni avviato un progetto rivolto a ragazzi maggiorenni che non sono ancora inseriti nel mondo del lavoro ma che hanno delle abilità, delle competenze, e quindi rinforziamo e valorizziamo le autonomie di queste persone attraverso il progetto Autonomo Io. Quindi li aiutiamo a diventare più autonomi possibili con dei laboratori di cucina, con dei laboratori di lavare e stirare le cose, oppure di movimento proprio sul territorio. Infine c'è un laboratorio di legatoria dove sono inseriti Cooperativa B, quindi noi siamo A e B, delle persone con svantaggio, e quindi questa, diciamo, è un'altra mission della nostra cooperativa. Per concludere, i servizi che noi svolgiamo, in particolare la gestione del centro diurno e del servizio trasporti, naturalmente è avvenuta grazie all'appalto a cui abbiamo risposto dell'azienda sanitaria, e qui abbiamo risposto con un'ATI, quindi 4 cooperative si sono, diciamo, messe insieme per rispondere proprio a un'esigenza dell'azienda sanitaria con cui collaboriamo e organizziamo i servizi più possibili rispondenti alle esigenze e alle necessità delle persone che ogni giorno, insomma, incontriamo e vengono da noi. L'associazione cooperativa scolastica è gestita dagli studenti. È un'associazione, un gruppo di persone che si uniscono per portare a termine un'idea, un progetto, uno scopo comune che li accomuna. Si seguono dei corsi formativi che ti portano a capire che cos'è una cooperativa, come funziona, come si gestisce e come si fonda. Prima di tutto c'è l'elezione della cariche, poi c'è lo statuto, la formazione dello statuto, e si crea una cooperativa. Prima di tutto, dipende anche dalla cooperativa, bisogna trovare gli spazi, il materiale. Una volta trovati gli spazi materiali, si realizzano le proprie idee e si apre una cooperativa.
Salve a tutti, oggi siamo a Codroipo con il presidente di Bancater Luca Occhialini, con cui parliamo non solo di banca, non solo di mutualità, ma anche di sostegno al territorio per quanto riguarda le questioni energetiche. Presidente Occhialini, Bancater sta per chiudere la seconda annata della sua nuova avventura dopo aver incontrato alcune banche del territorio. Ecco, come è andato, come sta andando? Sta andando molto bene, stiamo per compiere appunto il secondo anno di vita, una banca nuova, una banca nata il 1 gennaio 2018 da due realtà storiche importanti della nostra regione. Una banca che oggi ha una dimensione regionale, avendo le filiali in tutte e 4 le province e una filiale anche nella regione Veneta. Dimensioni notevoli, con dei volumi che arrivano e superano i 2 miliardi e 700 milioni, con oltre 50.000 clienti a livello evidentemente regionale, 40 filiali, soci che arrivano a 14.000, per cui una base sociale molto dimensionata, per cui una grande responsabilità per una governance che evidentemente, come per tutte le banche di credito cooperativo, è espressione di un territorio ben definito, come d'altronde in tutti i nostri collaboratori. Presidente Occhialini, dunque numeri importanti e responsabilità importanti. Vi sentite investiti di questa responsabilità per quanto riguarda il rapporto col territorio? Assolutamente sì, e da molto tempo, perché da oltre 10 anni il credito cooperativo ha un'agenda propria con un decalogo, e in questo decalogo si declinano gran parte di quelli che sono gli obiettivi dell'Agenda Internazionale 2030. Questo decalogo si dà delle vie di percorso sia a livello cooperativo che a livello bancario per tutte le banche di credito cooperativo. E Bancater c'è da tempo, c'è anche nello specifico per quanto riguarda soprattutto la riqualificazione degli edifici, tema ampio, tema delicato, tema che credo possa essere superato con un aiuto reale per dei costi rilevanti e significativi sia per le famiglie e evidentemente anche per le imprese. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Signor Steolo, siamo qui a Friulana Ambientale. Esattamente cosa fate qui? Allora, Friulana Ambientale è la società del gruppo più ampio Friulana Costruzioni che si occupa in particolare appunto delle bonifiche ambientali. Voi siete qui a Paneglia dove noi abbiamo appunto il sito per stoccare determinati codici CER, che sono codici di rifiuti pericolosi, tra cui appunto il propenderante è l'amianto compatto, l'Eternit per così dire. Ma comunque sempre qui in questo sito stocchiamo anche altre tipologie di rifiuti. Friulana Ambientale nasce per la volontà di diversificare l'attività tradizionale che era quella delle costruzioni e l'obiettivo dell'azienda è quello di gestire l'intera filiera di gestione del rifiuto. I nostri addetti si occupano in sostanza dall'attività di rimozione, di bonifica del cantiere e a seguire abbiamo tutte le autorizzazioni per poter gestire le fasi di trasporto fino attualmente al conferimento in questo capannone che è un deposito temporaneo di rifiuti, dopodiché c'è il trasporto presso la discarica finale. Dunque Friulana Ambientale è un'azienda giovane, però vediamo che già qui avete movimenti di ampliamento, di crescita. Esattamente cosa sta succedendo? Come guardate al futuro della vostra attività? Dal 2013, anno nel quale effettivamente si è creata la struttura, ad oggi in particolare sono state affrontate tematiche molto importanti per quanto riguarda la fase di
inertizzazione dell'Eternit. Queste attività che voi vedete nel sito sono attività appunto finalizzate alla costruzione di quello che è l'impianto pilota per il trattamento dell'Eternit. È un impianto che ha un'autorizzazione a livello regionale, è la prima autorizzazione a livello nazionale su questo tipo di tematica e di conseguenza è un po' il completamento di quella che era la nostra idea di filiera della rimozione. Noi ci proponiamo, in sostanza come Friulana Ambientale, di gestire la filiera dall'inizio alla fine, dall'attività di consulenza iniziale verso il cliente fino al trattamento del rifiuto. L'azienda nasce come un'azienda certificata, abbiamo tutte quante le certificazioni in materia di qualità, ambiente, sicurezza. L'obiettivo nel 2019 è proprio quello di passare la parola discarica, cioè visto che parliamo di economia circolare dei rifiuti e quant'altro, il nostro obiettivo è quello di inertizzare, di non rendere più pericoloso l'Eternit. Dunque per questo programma di sviluppo molto importante, mi pare, sicuramente avrete un rapporto fiduciario, più rapporti per quanto riguarda il sostegno finanziario. Qui come vi regolate? Praticamente si cerca il supporto delle banche territoriali, tra cui abbiamo un rapporto assolutamente privilegiato e consolidato con Banca Ter, che ci ha praticamente supportato dalla fase di start-up fino ad una fase importante come quella appunto di questo investimento che stiamo realizzando. La cooperativa Lavoriamo Insieme è nata più di 32 anni fa, praticamente su ispirazione dell'amministrazione comunale di Sedegliano, che da anni era alla ricerca di soluzioni per risolvere i problemi soprattutto di lavoro ma anche di disagio sociale che aveva individuato con indagini particolari qualche anno prima e addirittura con altre iniziative tipo cantieri di lavoro, riesumando cantieri di lavoro che per rimboschimento oppure per fare marciapiedi, ma non avevano dato esito soddisfacente, diciamo, soprattutto per chi era chiamato a lavorare. A un certo punto ci siamo chiesti cosa fare di più e avevamo creato anche un ufficio e il posto dell'assistente sociale, cosa che era 40 anni fa per un comune come Sedegliano era una novità assoluta. Da Codroipo a San Daniele a Udine altri comuni non ce l'avevano e questo ufficio e la persona che avevamo individuato ci ha aiutati a risolvere parecchi casi, però ci ha anche parlato di possibilità di fare una cooperativa. Che cos'era una cooperativa di solidarietà sociale non lo sapevamo e abbiamo pensato di informarci alla Confcooperativa che allora aveva tra gli impiegati anche Paolo Zamparo, di cui ricordo benissimo il colloquio, però ci aveva prospettato delle difficoltà non da poco. Abbiamo comunque preso il coraggio a quattro mani e ci siamo detti no, la vogliamo fare, proviamoci a quantomeno. Ma chi la fa? Abbiamo individuato per fortuna nostra il cavaliere Ardemio Baldassi, che era da poco andato in pensione, che era il fondatore, rinnovatore della latteria di Coderno, quindi di cooperazione se ne intendeva e molto, e abbiamo affidato a lui questo compito. All'inizio era restio, ma poi l'ha preso in mano e l'ha saputa condurre fino praticamente al 2011, con alti e bassi e molto di alti, e consegnandoci questa realtà che abbiamo tuttora dopo 32 anni. Quando è nata Lavoriamo Insieme erano
praticamente in 16, di cui 13 del volontariato e 3 lavoratori. Ha avuto uno sviluppo effervescente, direi, fino a raggiungere i 180 e diversi stabilimenti extra sede della cooperativa, sia a Ponte Rosso che a Spilimbergo. La cooperativa Lavoriamo Insieme è una cooperativa sociale di tipo B, cioè quelle cooperative che hanno l'obbligo, secondo la legge 381 del 91, di avere almeno il 30% di soci con problemi. Attualmente i soci con problemi sono circa il 40% e quindi ha rispettato in tutta la sua vita questo fondamentale aspetto della solidarietà, che è qualcosa di veramente particolare e che non si riscontra in nessuna impresa privata e neppure nelle cooperative sociali di altro tipo. La cooperativa Lavoriamo Insieme ha diversi settori nei quali impiega i suoi operai, dipendenti e soci. Soprattutto abbiamo Sfalcio Aree Verdi, dove vengono impegnati solitamente persone di sesso maschile. Poi abbiamo servizi di pulizia, attività di pulizia, nel quale prettamente il lavoro è femminile. Poi abbiamo diversi piccoli lavori, facchinaggio, traslochi, pitture, nel quale ovviamente viene adoperata manodopera maschile, e poi abbiamo questo settore che è il controllo qualità, dove vengono controllati particolari meccanici sia visivamente a microscopio che dimensionalmente. Altre attività abbiamo la gestione mense, lavoro prettamente femminile, la gestione delle ecopiazzole, prettamente maschile, accompagnamento su scuolabus degli alunni delle corriere. Questi sono lavori solitamente per l'ente pubblico, anche se la Lavoriamo Insieme è la priorità, la dedica alle ditte private. Il 75% del fatturato è dato dalle collaborazioni con le ditte private, solamente il 25% con l'ente pubblico. Questa è una nostra specificità che è nata da sempre, questi rapporti con le ditte private. Noi siamo una cooperativa sociale, quindi abbiamo l'obbligo del 30% di personale svantaggiato e notiamo delle volte nel privato più sensibilità per questi aspetti rispetto all'ente pubblico. L'ente pubblico è quello che trae beneficio da questo, in quanto noi, riuscendo ad adoperare queste persone in stato di disagio o di svantaggio, sopperiamo un attimo anche ai problemi assistenzialistici dei comuni. E purtroppo, per fortuna, notiamo che la sensibilità maggiore sta proprio nel privato. La Lavoriamo Insieme conta 57 persone, delle quali il 40-39% attualmente è in stato di disagio, svantaggiata, certificata, ha un fatturato al 2017 di circa 1,5 milioni, distinto nei vari settori. Delle 57 persone abbiamo 17 part-time e 40 a tempo pieno, cioè espletano le loro 40 ore settimanali.